presentazione. Allora, buongiorno, grazie, è veramente un piacere essere qui di persona a parlarvi di frane e della nostra capacità o meno di prevederle. Come vado avanti? Prova con la freccetta. Con la freccetta. Ok. Vado avanti. Ma innanzitutto che cos'è una frana? Se cercate in un dizionario trovate più o meno ovunque una definizione simile a questa, e oggi quello che ci interessa è il significato geologico, quindi il distacco o la caduta di roccia, detrito o terra da un versante. Sono andato nell'apposto sbagliato. Quindi questa è una frane, perché noi dovremmo interessarci a cose di questo tipo? In realtà le frane sono fenomeni molto diversificati, quantomeno, anche complessi. Il grafico mostra i campi di variazione di alcune misure delle frane, tutte che coprono diversi ordini di grandezza. L'area 9, il volume 15, la velocità 14 ordini di grandezza. Uno stesso evento di pioggia o sismico può generare da una a letteralmente decine di migliaia di frane, a volte in pochi secondi. E in Veneto sapete bene cosa sia una frana. Il 9 ottobre del 63, quasi 60 anni fa, alle 22:39, 270 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Monte Toc e scivolarono a una velocità che è stata stimata nell'ingresso del lago a 30 metri al secondo, che sono 110 km all'ora, nel lago artificiale del Vajont. Le conseguenze sono purtroppo ben note. L'onda di piena causò 1917 morti e la devastazione di Longarone e altre 5 frazioni. È la frana con il maggior numero di vittime in Europa. Ma anche frane più piccole possono creare problemi. Sta piovendo e guardate cosa succede. Non è successo niente questa volta, ma eventi del genere sono prevedibili? Vediamo, se io dico domani ci sarà una frana, sono certo di avere ragione. Non ho detto dove, ogni giorno da qualche parte nel mondo ci sono delle frane. Anche se dico domani ci sarà una frana, per esempio in Italia, sapendo che pioverà, ho buone probabilità di avere ragione. Ogni anno ci sono letteralmente centinaia di frane pluvio-indotte in Italia. Quindi queste sono previsioni che sono facili da fare, ma non sono particolarmente utili. Se invece dicessi, a causa delle piogge previste, nelle prossime, 24 ore ci saranno 50 frane di volume, ciascuno maggiore di 100.000 di metri cubi, in una data zona, in una data area, vi direi dove, quando, quante e quanto grande dovreste aspettarvi le frane. Questa è una previsione che è utile, ma che facciamo ancora molta fatica a fare. E oggi mi concentro in particolare sulla previsione di quelle che io chiamo popolazioni di frane, l'occorrenza di molte frane che scolpiscono il paesaggio e pongono localmente problemi molto seri. Sapendo cosa ci interessa prevedere, ho organizzato quindi la presentazione in 5 parti. Le prime 3 sulla previsione di dove, quando e quanto grandi dobbiamo aspettarci le frane. La quarta sulle conseguenze delle frane, quello che in termini si chiama anche il rischio. E infine alcune slide di conclusione. Vediamo quindi dove sono o dove possono essere le frane. In Italia sono state riconosciute e cartografate 620.000 frane, escludendo le pianure, se fate un conto, sono 3 al chilometro quadro. E questa è un'area nel Parmense con un dettaglio cartografico veramente impressionante sulle frane, ma non ovunque purtroppo abbiamo informazioni così di dettaglio. Questa è la stessa cartografia a cavallo del lago di Garda e, come vedete, la sponda lombarda ha molte più informazioni sulle frane di quella veneta. Questa è la stessa. Abbiamo anche stimato a livello globale che solo l'1% delle terre emerse sia coperto da carte delle frane che sono affidabili. E poi ci sono i mari e gli oceani.
Per anni, almeno dal dopoguerra, abbiamo mappato le frane con l'interpretazione visiva di fotografie aeree e controlli in campagna. Oggi le immagini satellitari sostituiscono le fotografie aeree e gli stereoscopi digitali, quelli analogici, ma è un processo molto lento. Con questi strumenti i miei colleghi a Perugia hanno mappato 125.000 frane in Italia, in più o meno il 10% del territorio soggetto a franare, ma come dicevo è un processo molto lento e faticoso. Abbiamo però, e soprattutto negli ultimi 10 o 15 anni, sviluppato dei metodi automatici o semiautomatici per il riconoscimento e la mappatura delle frane da dati satellitari. A sinistra vedete un'immagine ottenuta da un sensore satellitare ottico e a destra una mappa derivata da quell'immagine che mostra le aree sorgenti in rosso e le aree di trasporto e deposizione dei materiali in giallo di frane, in questo caso prodotte da precipitazioni intense. Direte benissimo, risolto il problema. Non proprio, perché i sensori ottici purtroppo non permettono di vedere al di sotto delle nubi, che in alcune zone del pianeta possono persistere per molto tempo. Per questo si utilizzano dei sensori radar che quelli sì ci permettono di penetrare le nubi. E qui mostro un'analisi che abbiamo fatto analizzando due immagini radar, una presa prima e una dopo una frana che si è verificata in Cile nel dicembre del 2017 e che solo nel gennaio del 2018 è diventata visibile a dei sensori ottici. Abbiamo quindi analizzato con un certo dettaglio sostanzialmente tutti perché non sono tantissimi, ne abbiamo trovati 147, che hanno utilizzato immagini radar riprese principalmente da satelliti, alcune anche da aereo, per il riconoscimento delle frane, studi che come si vede dalla mappa sono decisamente più numerosi in Asia, in particolare in Giappone, in Cina e in Indonesia. E questa analisi ci ha mostrato che le immagini radar possono effettivamente essere utilizzate per individuare le frane in diversi contesti morfologici, geologici o climatici, e questa per noi è veramente una buona notizia, perché ci dice che possiamo usare queste tecnologie ovunque, ma siamo ancora decisamente lontani dall'avere sistemi operativi in grado di mappare automaticamente le frane dove ci interesserebbe. E ci sono diverse cose che abbiamo in realtà già imparato semplicemente preparando e analizzando delle carte delle frane. Per esempio, studiamo una carta che noi chiamiamo multitemporale, una carta che mostra frane di diverse età o di diversi periodi. Abbiamo trovato quella che abbiamo chiamato una dipendenza delle nuove frane da quelle vecchie, una sorta di ereditarietà. Insomma, quando si verifica una frana diventa un attrattore per le frane successive. Questo grafico mostra che questo effetto di attrazione in quest'area diminuisce abbastanza rapidamente nei primi più o meno 8-10 anni e si perde dopo 10 o 15 anni. Questo però ci porta a una considerazione importante: significa che queste frane non sono avvenute casualmente nello spazio, e questo ci dà un'indicazione che queste frane perlomeno possono essere prevedibili nel tempo. Ci interessa anche sapere dove potranno avvenire le frane in futuro, e per questo valutiamo quello che i geomorfologi chiamano la suscettibilità, che altro non è che la probabilità che si verifichino appunto delle frane sulla base, probabilità condizionata, delle caratteristiche territoriali. E anche in questo caso abbiamo analizzato la letteratura, in questo caso è sterminata. Noi abbiamo analizzato oltre 500 lavori, abbiamo trovato che nonostante le aree studiate al mondo siano veramente tante, siano oltre 600, purtroppo la gran parte delle terre emerse non è ancora coperta da mappe di suscettibilità. La nostra analisi ha anche rilevato che gli autori hanno realizzato 160 tipi diversi di modelli statistici di suscettibilità, che francamente sono troppi. Ognuno si sviluppa il suo modello, con i metodi della statistica classica, i metodi della statistica regressiva, che sono sempre meno popolari a favore di metodi, diciamo, più moderni, che vanno sotto il cappello di machine learning.
Abbiamo anche visto che le variabili che entrano in questi modelli, l'uso delle variabili è cambiato nel tempo, con una preferenza per le variabili sostanzialmente morfologiche, quindi sostanzialmente variabili geometriche, che sono quelle in viola nel grafico. E questo però non per motivi scientifici, non perché ci sia un disegno scientifico alle spalle, ma semplicemente perché queste variabili sono ricavate da dei modelli digitali del terreno che stanno diventando sempre più disponibili e sempre più facili da analizzare. Infine, analizzando la qualità di questi modelli di suscettibilità, abbiamo visto che i modelli di qualità più elevata sono quelli nel rosso e nell'arancione, che nel grafico vedete solo in basso in fondo e forse non riuscite neanche a vederlo bene, perché sono purtroppo in letteratura molto pochi. Cioè, di modelli che diano dei risultati veramente affidabili ce ne sono pochi, e questa non è certamente una buona notizia. Veniamo alla previsione alle previsioni nel tempo, ovvero quando possono avvenire le frane, e possiamo avere previsioni sia nel breve che nel lungo termine. Ci sono più strumenti che vengono utilizzati per la previsione nel breve termine. Breve termine intendo da poche ore a qualche decina di ore, da poche ore a un giorno. Il più noto dei sistemi sono quelle che si chiamano soglie di pioggia, che altro non sono che delle semplici, banali relazioni empiriche che legano misure pluviometriche, tipicamente l'altezza dell'acqua, l'altezza della pioggia, all'occorrenza o meno di frane. E quella che vi mostro qui è una delle prime soglie pubblicate in letteratura solo nel 1980, quindi non è da tantissimo che ci si occupa di questi temi, e questa soglia lega l'intensità, la durata della pioggia all'occorrenza di frane superficiali e colate di detrito. Questa peraltro è una delle prime soglie globali. Questa soglia, secondo l'autore o nell'intenzione dell'autore, si applica a tutto il mondo. Per curiosità, le soglie possono essere veramente di tanti tipi diversi, anche se le più utilizzate sono sostanzialmente due: soglie che si chiamano intensità durata, che legano l'intensità alla durata della precipitazione, e soglie cumulata durata. E non entro oggi nei dettagli, ma le soglie cumulata durata sono quelle che noi preferiamo, pensiamo siano più realistiche. Le soglie hanno l'analisi della letteratura ci dice che queste soglie empiriche hanno una quantità enorme di problemi. I dati per definirle sono tipicamente pochi e spesso di dubbia qualità. Le condizioni di innesco delle precipitazioni non sono quasi mai ben definite. Molte soglie sono difficili da riprodurre. Se provate con gli stessi dati a rifare quella soglia non ci riuscite con difficoltà, e l'incertezza non è quasi mai espressa, non è quasi mai data. In sintesi, secondo noi, c'è poco rigore, lasciatemi dire, poco rigore scientifico nella definizione e poi anche nell'uso di queste soglie. In questi anni abbiamo provato a lavorare per rendere queste soglie, come dire, più rigorose. Questo grafico mostra, per esempio, 2.300 eventi di pioggia che hanno prodotto frane in Italia dal 1996 al 2014. Sembrano pochi dati, in realtà è uno dei cataloghi, forse il catalogo più esteso, più completo e più accurato che esista al mondo, e con il quale abbiamo definito soglie per diversi livelli di probabilità di non superamento. Qui ne mostro 4, al 5, al 25, al 35, al 50%. Per capire se queste soglie, come ci attendevamo in realtà, dipendessero dalle condizioni ambientali, abbiamo suddiviso questo catalogo e queste sono, quelle che vedete, sono in questo caso in coordinate lineari, 26 soglie per altrettante condizioni tematiche. Come vedete, le soglie sono effettivamente diverse. Questa è una cosa che ritengo sia interessante. Queste sono soglie per domini geografici, per aree a diversa precipitazione media anno, posti in Italia in cui piove di più e posti in Italia in cui piove di meno. Si vede che le soglie si alzano all'aumentare di questa precipitazione media annuale, il che significa che
nelle aree più piovose serve più pioggia per innescare una frana che nelle aree meno piovose. Il paesaggio, come dire, si adatta o impara dalle forzanti meteorologiche. Come ogni modello empirico, le soglie sono affette, hanno dell'incertezza che è importante riuscire a quantificare. Nella figura l'incertezza è data dalle aree colorate attorno alle linee che rappresentano le soglie. In pratica però è molto difficile separare l'incertezza dalla variabilità naturale. Questo complica soprattutto l'uso delle soglie. Nonostante tutti i problemi, le soglie empiriche sono il cuore o sono al cuore di molti sistemi di allertamento. Già nel 1975 un geologo al Servizio Geologico Americano, Russell Campbell, propose che un sistema di allertamento per le frane non solo era possibile, ma potesse essere realizzato anche con semplici 3 componenti. Una rete pluviometrica per misurare la pioggia là fuori, un sistema meteorologico, lui disse, in grado di riconoscere i centroidi di pioggia a maggiore intensità e un sistema poi per gestire i dati e poi avvertire la popolazione. Ebbene, noi abbiamo analizzato quelli che sono i sistemi di allertamento per le frane che sono stati o che sono attualmente operativi nel mondo. Ne abbiamo trovati non tanti, ne abbiamo trovati 26, di cui 19 regionali, 6 nazionali e 1 globale. Abbiamo considerato tutti i sistemi, quelli in progettazione, quelli sperimentali, quelli operativi, anche quelli che adesso non funzionano più. Ne abbiamo trovati per i sistemi per i quali esistesse una letteratura scientifica. Solo 26, di questi ben 9 sono in Italia, 8 sono sistemi regionali e 1 è un sistema nazionale. Una cosa interessante è che abbiamo verificato che questi sistemi sono presenti sostanzialmente in tutti i climi, la maggior parte nei climi temperati, in tutti i domini geologici o litologici, la metà in rocce sedimentarie, in particolare rocce carbonatiche, e anche in tutte le zone sismiche. E anche questa è una buona notizia per noi, perché sostanzialmente significa che questi sistemi di allerta possono funzionare ovunque nel mondo, senza vincoli climatici, geologici, sismici o tettonici. E qui vi mostro sì, il video funzionano, 2 previsioni operative che abbiamo fatto con, avevo detto in Italia c'è un sistema nazionale, un sistema che opera il mio gruppo di ricerca. A sinistra è una previsione per 7 giorni dal 6 al 12 febbraio del 2017, a destra invece una previsione limitata al Gargano per 5 giorni dal 2 al 6 settembre del 2014. Nella previsione del Gargano i puntini indicano anche la localizzazione delle frane che si sono verificate durante quell'evento. E vi chiederete, bello, ma quanto ci prendiamo? Quanto funziona questo sistema previsionale? In realtà è molto difficile dirlo, perché spesso non abbiamo, anche in Italia dove di informazioni sulle frane ne abbiamo tante, come abbiamo visto, non abbiamo i dati per verificare le previsioni. La mancanza di sistemi strumentali di rilevazione delle frane limita fortissimamente la capacità di verificare le previsioni che facciamo, e questo è ovviamente un problema molto serio. Ci sono anche però abbiamo delle opzioni per farlo. Questo grafico mostra, che è lo stesso che ho mostrato prima, mostra le 52 frane che nel periodo di riferimento, che ricordo era fra il 96 e il 2014, hanno causato purtroppo delle vittime in Italia. Sono le frane identificate con il pallino rosso. E come vedete sono tutte al di sopra della soglia blu del 5%, sarebbero anche al di sopra della soglia del percentile del 20%. E questo noi pensiamo sia tutto sommato un buon risultato. Per le previsioni di lungo termine, invece, quelli diciamo che vanno dalla stagione alle decine di anni, siamo decisamente molto meno capaci, molto meno bravi. Sostanzialmente per 3 motivi. Da un lato non abbiamo serie storiche che siano affidabili. Quella che vi mostro qui è un'eccezione, è una serie storica per l'Emilia Romagna che rappresenta tuttora un'eccezione.
Le serie sono tecnicamente, diciamo, sparse, hanno pochi giorni con frane e tantissimi giorni senza frane, e poi soprattutto non sono stazionarie, e tutto questo ne complica non poco l'analisi. Uno dei motivi della non stazionarietà, ve lo immaginerete, è il clima, e questa mappa mostra dove sono state studiate le relazioni fra clima e frane. Anche in questo caso gli studi non sono molti, ne abbiamo trovati 139-140, e con una distribuzione che vedete dalla mappa non è affatto uniforme, con molti studi in Europa, perché ci sono i ricercatori che se ne occupano, in particolare in Italia, Francia e Regno Unito, e quasi nessuno in Africa e in Oceania. E studiando questo set di lavori, che ripeto non è poi troppo vasto, abbiamo prodotto questo grafico piuttosto complicato che sintetizza le relazioni spazio-temporali fra alcuni tipi di frane e tre variabili climatiche principali: l'accumulata e l'intensità della pioggia e la temperatura dell'aria. Il grafico sostanzialmente, ripeto, è abbastanza complicato, ma sostanzialmente ci dice che il tema è complesso, dipende da molte variabili meteorologiche, climatiche e ambientali, soprattutto che frane diverse rispondono in modo diverso ai cambiamenti climatici, e che le scale caratteristiche del clima e delle frane sono diverse. A scala globale questi sono i cambiamenti che ci attendiamo nell'occorrenza o nell'attività di alcune delle principali tipologie di frane a causa dei cambiamenti climatici attesi. Se fate attenzione alla mappa, la maggior parte delle frecce punta verso l'alto, indicando un aumento nell'abbondanza o nell'attività delle frane, ma ci servono veramente più studi in più aree del mondo per realmente comprendere l'impatto a medio e lungo termine del clima sulle frane, per fare delle proiezioni che siano utili, che siano affidabili. Il problema è particolarmente evidente alla scala regionale, e abbiamo anche provato a verificare cosa ci dobbiamo aspettare, per esempio nell'Alto Bacino del Tevere, che è poi dietro casa mia. E per farlo abbiamo utilizzato sia delle misure che delle proiezioni di piogge, inserendolo in un modello spazialmente distribuito della stabilità dei versanti, ottenendo una serie di risultati, ma due secondo me particolarmente interessanti. Il primo risultato riguarda la distribuzione delle dimensioni, in questo caso dell'area, delle singole frane. Delle distribuzioni delle dimensioni che vedremo hanno delle forme caratteristiche, parlerò subito dopo, ma in questi grafici in sostanza mostrano che queste distribuzioni per diversi periodi futuri, per diverse decadi, non cambieranno, non ci aspettiamo che cambino in questo bacino. E questo è importante, è utile per la previsione della pericolosità da frane e anche per la valutazione del rischio da frana. Sappiamo che le frane continueranno a avvenire con le stesse dimensioni con le quali sono avvenute in passato e stanno avvenendo adesso. Il secondo risultato invece riguarda le condizioni di pioggia che possono causare le frane, espresse da soglie di pioggia, in questo caso sono soglie di cumulata durata della pioggia, e secondo questa proiezione queste soglie cambieranno nelle 4 decadi successive, in particolare cominceranno a cambiare dal 2030, quindi sostanzialmente da domani mattina. E anche, scusate, sono andato dalla parte sbagliata. E anche questo è importante per i sistemi, in particolare per i sistemi di allertamento basati sulle soglie di pioggia. Capite che se cambia la soglia anche il sistema dovrà essere adattato. Ma è anche importante perché ha implicazioni sulla nostra capacità di prevedere l'evoluzione del paesaggio. Passiamo alle dimensioni delle frane, di cui vi ho già detto qualcosa. Se guardate attentamente a una mappa delle frane, una mappa di buona qualità, notate che ci sono poche frane grandi, molte medie e moltissime frane piccole. E questo non è un caso. Le dimensioni delle frane seguono delle leggi, anch'esse empiriche, come per esempio fanno la magnitudo dei terremoti con le leggi di Gutenberg-Richter e di Omori. Omori, ricordo, la rete per gli aftershocks, dopo gli eventi principali. E abbiamo trovato delle leggi simili sia per le aree che per i volumi, che i rapporti area-volume
delle frane, ma in realtà, anche se abbiamo delle idee, non sappiamo esattamente cosa controlli le distribuzioni delle dimensioni delle frane, e questo in qualche misura ci limita nella nostra capacità di utilizzare queste statistiche. Una curiosità, le distribuzioni delle frane simili le abbiamo anche trovate per altri corpi celesti. Queste sono esempi di frane in crateri della Luna e di Mercurio, e il grafico mostra che le statistiche per questi crateri sono molto simili alle statistiche che vediamo per le frane terrestri o le frane per esempio su Marte. Veniamo alle conseguenze delle frane, che poi significa parlare di rischio da frana. Qui vi mostro due distribuzioni, una geografica nella mappa e una temporale nel grafico, di oltre 1000 frane che hanno prodotto più di 5.800 fra morti e dispersi in Italia dal 1861 al 2015. Con queste due informazioni, qual è il rischio da frana per la popolazione? Quanto rischia la popolazione italiana? In realtà non è semplice dare una risposta, perché dipende da cosa vogliamo considerare. Se consideriamo semplicemente il massimo numero di vittime prodotte da una singola frana, vediamo questa mappa, e in questo caso il Vajont la fa da padrone, ma di fianco al Vajont abbiamo anche l'evento di Stava. Se consideriamo invece il numero di frane con vittime in un'area, indipendentemente dal numero di vittime che ciascuna frana ha prodotto, vediamo quest'altro risultato. E se infine consideriamo la proporzione di frane con poche, molte, moltissime vittime, vediamo quest'altra mappa. Sono tre rappresentazioni diverse dallo stesso dataset. E sovrapponendo le tre mappe, semplicemente sovrapponendo le tre mappe, otteniamo una carta, una zonazione, se volete, del rischio sociale da frane in Italia. Qui non entro nei dettagli, ma ci sono veramente molte informazioni in questa carta che dobbiamo, secondo me, imparare ad utilizzare per informare la popolazione in modo da ridurre per quanto possibile il rischio. Considerando per esempio una curiosità, sapendo che il rischio dipende dal genere. Le frane non sono gender neutral, diremmo. Sono morti più maschi che femmine, e questo ci dice che i maschi sono stati, almeno in passato, più vulnerabili delle femmine. E anche l'età conta. Il massimo numero dei decessi è stato fra i 30 e i 39 anni per i maschi e fra i 60 e i 69 anni per le femmine. Vengo rapidamente alle conclusioni. In questo grafico spazio-tempo l'area grigia sostanzialmente è il dominio dei problemi di cui ho parlato nella presentazione, e i rettangoli colorati sono dei sottodomini per le frane d'evento scatenate da un singolo evento, una pioggia, un terremoto, oppure eventi geomorfologici, abbiamo parlato di ereditari delle frane, oppure per il rischio. C'è un dominio di cui proprio non ho trattato, di cui non ho parlato, che riguarda gli aspetti meccanici, idraulici e di stabilità di porzioni di singoli versanti. E ci sono poi domini dei sistemi di allerta e delle proiezioni climatiche. In sostanza è un mondo veramente complesso, che conosciamo solo a specifiche scale spaziali e temporali. Questo però non perché, come i fisici direbbero, c'è un passaggio di scala, non per questo, ma piuttosto perché ciascuno dei gruppi di ricerca, ciascuna delle competenze si focalizza su una scala particolare, che è quella sulla quale si sente più preparato. E questo secondo me è un errore, o quantomeno è un limite. Dobbiamo imparare a guardare il problema in un'ottica decisamente più integrata. E alcune cose in realtà le sappiamo già, le conosciamo già. Ci sono delle chiare relazioni fra le frane, le loro popolazioni e i paesaggi che ospitano le frane. Le frane, per esempio, rispondono a degli input di energia, e ce lo attendiamo. Che sia la precipitazione, che sia un sisma, la rapida fusione della neve, oppure semplicemente la topografia.
lo fanno in un contesto non stazionario, a più scale spaziali e temporali, adattandosi a condizioni meteoclimatiche e geomorfologiche che cambiano. E poi una cosa interessante è che, come altri processi naturali, si auto-organizzano per passare da condizioni di stabilità a condizioni di instabilità e modificare quindi il paesaggio. In conclusione, per rispondere alla domanda che ha aperto la presentazione, sì, certamente le frane si possono prevedere, lo stiamo già facendo, ma dobbiamo sicuramente imparare a farlo meglio. Grazie.